Marco Cartaco ha scelto di noi, come ogni lunedì anche oggi ci occupiamo della nostra finestra sulla regione. In collegamento con noi il presidente Luca Zaia. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Allora, la prima domanda che ci è arrivata oggi dagli ascoltatori è questa. Si parla di fondi del tornado e di varie associazioni che raccolgono soldi con tutta una serie di manifestazioni. Dove vanno quei soldi? La regione ha un controllo su questo? Assolutamente sì. Innanzitutto annuncio in anteprima, perché me l'hanno detto un quarto d'ora fa, neanche a farlo apposta, che abbiamo già raccolto 250.000 euro. E quindi è già una bella cifra, quindi ringrazio tutti coloro che hanno donato, dall'euro, i 5 euro, fino ai tanti euro, dei 150.000 euro di un donatore solo, ad esempio. Però voglio dire che poi noi li destiniamo ai comuni, e i comuni ho chiesto ai comuni che identifichino proprio, brutto l'esempio però rende l'idea, la lista nostra della situazione, nel senso che sappiamo nel listone dei comuni cosa siamo andati a pagare, a finanziare con quei soldi. Infatti, perché qualcuno ci chiedeva proprio più informazioni nella giornata di oggi, diceva ma tutti quei vari soldi, perché poi sono in tanti che li raccolgono, oppure chi volesse anche mettersi a raccogliere dove li deve dare, perché siano insomma per canali ufficiali e passino nei posti giusti. Il sistema migliore, scusi l'interruzione, so che avete poco tempo, è quello di mandarli al conto corrente l'IBAN della regione, lì garantisco io, perché poi c'è una contabilità ed è tutto chiaro, alla fine ci sarà la lista delle cose finanziate. Chi raccoglie e decide di fare degli interventi personali o altre cose fa bene, però io non so nulla di quelle cose, non si faccia confusione. Certamente, allora c'è la possibilità per chi lo volesse appunto di appoggiarsi su un conto corrente della regione, basta andare sul sito. Perfetto. Della regione. E da lì poi insomma almeno si sa dove vanno quei soldi, vengono veicolati ai destinatari, come diceva lei, con una lista precisa. Presidente, io la ringrazio e noi ci risentiamo lunedì prossimo. Arrivederci. Buongiorno, buon lavoro. Entra in contatto con Bella e Monella Magazine. Manda un SMS o un WhatsApp al 393 7366 170.